Prima campanella per 700 studenti in Sicilia, un ritorno particolare dopo lo stop imposto lo scorso marzo causa emergenza coronavirus. Sterpaglie nelle scuole, protesta dei residenti del villaggio Mosè, nuova isola ecologica distante chilometri per Ciavolotto e Misita. Fa tappa ad Agrigento la commissione parlamentare d'inchiesta, sopralluogo a Fontanelle. La Nutella promuove 2 bellezze siciliane, arrivano le cravatte dedicate alle vittime di mafia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Primo giorno di scuole in Sicilia per 700.000 alunni, prima campanella per tutte le scuole che hanno deciso di aspettare la fine del referendum prima di riaprire i cancelli. Il 14 settembre scorso le lezioni sono cominciate quasi esclusivamente per gli studenti delle scuole superiori, mentre da oggi tornano tra i banchi anche quelli di tutti gli altri istituti. Ed è un ritorno quantomeno particolare dopo lo stop forzato imposto lo scorso marzo causa emergenza coronavirus. Il nostro direttore Arturo Cantelle è stato all'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini. Si ritorna a scuola oggi negli istituti siciliani che hanno deciso di aspettare la fine dello spoglio elettorale dovuto al referendum avvenuto domenica e lunedì scorsi. In Sicilia sono circa 700.000 gli studenti che sono rientrati dopo tanti mesi di isolamento dovuto al Covid-19. Si ritorna anche con tante preoccupazioni, ma tante sono state le precauzioni adottate dai dirigenti scolastici, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni di legge, tra questi percorsi divisi, sanificazioni effettuate, stanza per chi si sente male in caso di contagio, mascherine, ma i problemi non mancano per via delle aule che ancora si devono recuperare, dovendo le attuali ridotte per fare spazio agli alunni. Oggi anche il messaggio dell'assessore all'istruzione La Galla, che afferma come da parte del governo Musumeci il termine della scuola è stato considerato una priorità nell'immaginare un rapido percorso di ripresa delle attività didattiche post-Covid-19, rivolgendo anche un augurio di inizio anno ai dirigenti scolastici, alle famiglie e ai studenti. Intanto le nostre telecamere si sono recate stamani all'Istituto Rita Levi Montalcini, presso De Cosmi, per appurare com'è la situazione a oggi. Purtroppo per quanto riguarda il nostro istituto, come ha detto lei, si compone di ben 8 plessi e purtroppo le carenze sono la mancanza di locali, atteso che il nostro è l'istituto più numeroso di Agrigento. Proprio per la situazione Covid abbiamo dovuto restringere il numero degli alunni che potrebbero far parte di ogni singola aula, per cui necessitiamo di nuovi locali. Devo dire che in questo l'amministrazione comunale è stata molto sollecita, vicina a noi, però al momento non abbiamo trovato ancora questi locali che possono ospitare i nostri alunni, però come istituto abbiamo deciso di iniziare le lezioni proprio oggi con l'accoglienza delle classi prime. Qui siamo nel plesso De Colmi con tutte le norme di sicurezza previste per il problema Covid. Al momento in qualche plesso purtroppo dobbiamo fare i turni pomeridiani, però questo è stato deciso in seno al Consiglio d'Istituto, quindi c'è da pazientare, i genitori tutti dico di pazientare qualche giorno in attesa che possano arrivare si possano reperire questi nuovi locali, e credo che poi la situazione sicuramente migliorerà. Nell'attesa in questi giorni inizieranno le lezioni regolarmente, oggi sono iniziate con i ragazzi delle classi prime e da domani inizieranno tutti gli alunni. Noi come scuola abbiamo fatto tutto il nostro possibile, in questo devo ringraziare veramente i miei docenti, il personale ADA, la segretaria, tutti quanti, perché per dare risposte concrete alle nostre famiglie e a questi ragazzi che rappresentano il nostro futuro. Ripeto, c'è qualche criticità, però con la buona volontà e capendo che siamo in uno stato emergenziale credo che verremo a capo di questa situazione in questo particolare momento che ci sta coinvolgendo un po' tutti. Il compito dell'amministrazione comunale qual è? Come mai fino ad ora al 24 ancora si è perso tutto questo tempo, Preside? Ma credo che l'amministrazione abbia fatto tutto il possibile nella ricerca di nuovi locali. Per esempio so che hanno fatto già firmato, proprio mi dicevano ieri, dei comodati d'uso con le parrocchie locali, per esempio con la chiesa San Gregorio, con l'oratorio San Francesco. È normale, ci sono degli tempi burocratici e tecnici che bisogna rispettare, però ripeto, siamo in una situazione emergenziale, quindi di questo bisogna tenerne conto. L'importante è che noi dopo tanto tempo abbiamo rivisto i nostri alunni, loro
sono state veramente gioiose e felici di rivedere i propri docenti. Ripeto, è una fase emergenziale, con la buona volontà, lo spirito di collaborazione di tutti quanti credo che si arriverà a una conclusione migliore per dare agli alunni le migliori opportunità formative. C'è un'emergenza di docenti, so che ancora molti supplenti non sono stati chiamati nelle scuole, molti insegnanti hanno paura di frequentare per via del Covid, ecco, lei che risposte ci dà a queste interrogative? Sì, in merito purtroppo questa la situazione del Covid coinvolge un po' tutti. Diciamo che ci sono dei docenti che si trovano in situazioni, come si può dire, di elementi fragili. Lì c'è il medico competente di ogni singola istituzione scolastica che appurerà se questi docenti possono proseguire il loro percorso didattico scolastico con gli alunni. Per quanto ci riguarda non abbiamo assolutamente numeri eccessivi, sono 2 o 3 docenti che da noi hanno fatto richiesta per essere sottoposti a visita. Per quanto riguarda il personale devo dire che sono fortunato perché tutti i miei docenti sono di ruolo, quindi come tale sono tutti in servizio. Attentiamo qualche altro docente che l'ufficio scolastico provinciale ci invierà, atteso che, ripeto, noi abbiamo dovuto sdoppiare qualche classe e quindi a breve, credo che nell'arco della prossima settimana, tutto si risolverà positivamente, i ragazzi faranno regolarmente lezione. Devo dire che noi già sin da questa prima giornata noi faremo ben 4 ore di lezione, quindi regolarmente faremo lezione anche il sabato, nonostante noi abbiamo attuato la settimana corta, ma proprio per raggiungere il monte ore, quantomeno dare la possibilità ai ragazzi di fare quanto più possibile lezione in questa prima settimana. Anche il sabato, fino a nuova disposizione, i ragazzi frequenteranno le lezioni. Il primo giorno di scuola non abbiamo avuto nessuna situazione problematica, sia i genitori sono stati rispettosi delle nuove regole e anche i bambini veramente complimenti, perché si sono dimostrati veramente responsabili nonostante l'età, considerato che hanno 6 anni, molto rispettosi delle nuove regole, quindi penso che si procederà bene. Quindi dopo il lockdown si ritorna alla normalità, speriamo bene, no? Era importantissimo rientrare perché la presenza è vitale rispetto alla didattica a distanza, che senza dubbio ha il suo valore, però lavorare in presenza è tutta un'altra cosa. Scuola e Covid, mancano le aule, protocollo d'intesa con l'Arcidiocesi di Agrigento per fornire alla città, come nel resto della provincia, a titolo interamente gratuito, spazi parrocchiali, locali e ambienti appartenenti agli ecclesiastici per contribuire al buon inizio delle attività didattiche. La collaborazione si avrà con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ambito territoriale di Agrigento, il Comune della Città dei Templi e il Libero Consorzio. Il Comune di Agrigento registra per alcuni quartieri la mancanza delle aule scolastiche necessarie per affrontare l'emergenza, ma l'emergenza riguarda anche altri municipi e non solo il capoluogo. Questa mattina fanno ingresso a scuola gli studenti, completando così l'avvio dell'anno scolastico in Sicilia. L'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla rivolge un augurio di inizio d'anno ai dirigenti scolastici, ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie. Sentiamolo. Si è appena avviato un nuovo anno scolastico e voi ragazzi, insieme ai vostri docenti, siete tornati in quelle classi che avevate dovuto improvvisamente lasciare e abbandonare nello scorso mese di marzo, quando un nemico tanto imprevisto quanto insidioso ha messo a repentaglio la sicurezza e le certezze di tutti noi. Mi ha fatto piacere in questi mesi verificare quanto impegno la scuola siciliana abbia messo nella didattica a distanza, cercando di mantenere vivo ed intatto un filo di vicinanza e di formazione che appartiene alla generosità della scuola. Oggi vi ritrovate all'interno della vostra comunità, vi ritrovate per un progetto formativo che guarda al vostro futuro e che guarda al futuro della Sicilia. Da parte sua il governo della regione, il presidente Musumeci, chi vi parla, la giunta di governo hanno considerato il tema della scuola, dell'istruzione e della formazione professionale tra quelli fondamentali e portanti
per pensare ad un post-Covid capace di migliorare la situazione e di risolvere la crisi attuale. La legge di stabilità ha stanziato 120 milioni di euro per un intervento straordinario della Regione a sostegno della scuola, delle università, della istruzione e della formazione in generale. Stiamo dando attuazione a quel piano e lo faremo ulteriormente nel corso di questo anno. A me, come assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale, fa piacere rivolgere oggi a tutti voi, ai docenti, ai dirigenti scolastici, al personale tecnico amministrativo, agli assistenti, agli studenti portatori di situazioni speciali, l'augurio di un anno scolastico sereno, fruttuoso, proficuo. Non sarà un anno scolastico come tutti gli altri, sarà un anno scolastico in cui ancora il tema della sicurezza dal contagio sarà centrale. E allora una raccomandazione, quello di non assembrarvi, quello di mantenere il distanziamento, quello di portare la mascherina, quello di assumere sempre a scuola e soprattutto fuori dalla scuola comportamenti responsabili. La stessa responsabilità che chiedo oggi alle famiglie siciliane nel monitorare lo stato di salute dei propri figli, nell'evitare le condizioni possibili di rischio. Se questo patto educativo avrà funzionato, insieme avremo consentito alla Sicilia di compiere un passo ulteriore verso un futuro migliore e verso la modernità. Buon anno scolastico a tutti. Aree non servite dal servizio di raccolta differenziata, il Comune di Agrigento prova a scongiurare la nascita di nuove discariche abusive attraverso la creazione di isole ecologiche, distanti però alcuni chilometri, nonostante si chiamino di prossimità. Nella giornata di domani, ad esempio, se ne inaugurerà una in via Sirio al villaggio Mosè, che servirà gli utenti di Contrada, Ciavolotta e Missite, le case sparse circostanti che fino ad oggi hanno conferito rifiuti presso la casa cantoniera di Ciavolotta, dove non sempre con puntualità svizzera stazionava un camioncino per la raccolta dei materiali differenziati, un sistema che ha prodotto la creazione di discariche incontrollate. Adesso l'idea dell'isola di prossimità dotata di chiavi di accesso che saranno consegnate agli utenti interessati. E mentre l'assessore comunale ai rifiuti Nello Amel si preoccuperà domani di andare ad inaugurare un'isola ecologica di prossimità al villaggio Mosè, ma distante chilometri dagli utenti che dovranno conferire lì i rifiuti, cioè gli abitanti di Ciavolotta e Misita, scrive il consigliere comunale di Agrigento Simone Gramaglia, oggi i bambini sono tornati a scuola tra le sterpaglie e l'immondizia. Queste sono le foto che le mamme hanno condiviso con me, prosegue Gramaglia, dopo aver accompagnato i propri figli in classe per il suono della prima campanella. Queste sono le condizioni degli spazi adiacenti l'Istituto Fontanelle e Colbe. Chiedo all'assessore Amel, quando si inaugurerà, un po' più di attenzione alle periferie. E gli abitanti del quartiere Villaggio Mosè hanno contattato la nostra redazione per mostrarci e denunciare lo stato di degrado e sporcizia che c'è in quei luoghi. Vediamo. Ci arriva una segnalazione qui direttamente in emittente, ci siamo recati a Piazza del Vespro, zona del Villaggio Mosè, vedete c'è una bella piazza, la chiesa che la stanno costruendo. Ecco, un signore ci ha fatto questa segnalazione, ecco, se gentilmente ci vuole dire qualcosa in più dettagliato, visto che lei abita qua e ha avuto, diciamo, è giusto che noi facciamo anche questo servizio. Io volevo dire che questo affare di qua una volta serviva per la spazzatura differenziata, poi è finita questa spazzatura differenziata. I vandali l'hanno ridotto così, in questo stato in cui si vede il televideo, e quindi abbiamo tutte queste sporcizie che si vedono. Tra l'altro qua abbiamo due caditoie che quando piove, non essendo mai bene state pulite, quando piove abbiamo il laghetto. Poi il comune ci ha messo due sedie qua, una è ridotta lì, una l'hanno portata lì, che l'hanno sbullonata, e una è qua, perché qua ci sono molti vandali e ci mancano qua i vigili che tra l'altro portano tutti i cani qua a decapitare
in piazza o nelle parti di Villaggio Mosè e nessuno ci può dire cosa. Quindi l'emergenza maggiore è quest'isola ecologica che chiaramente insomma dà tanti fastidi, e poi vediamo anche questa zona un po' abbandonata a se stessa, no? Sì, è abbandonata, troppo abbandonata. Questo era qua che dovevano fare lo sfogliatoio per l'arbitro e i giocatori del calcetto, e fra l'altro l'hanno ridotto i vandali, così come si vede nello stato. Ma lei ha fatto segnalazione all'amministrazione? La segnalazione all'amministrazione no, perché a volte uno telefona per prendere qualcuno. Allora, con l'occasione preghiamo allora di sistemare questa zona, questa isola ecologica che ormai è abbandonata a se stesso ed è un ricettacolo di rifiuti. Quindi Non le controlla mai nessuno. Qua è otturata, l'altro ieri sono venuti, hanno fatto un lavoro così alla meglio e se ne sono andati. Faccio l'appello di essere Villaggio Mosè un pochettino più ben visto, curata, non così abbandonata a se stessa, abbandonata a se stessa, perché ci sono tante cose, c'è pure, se lei va all'asilo nido vede che ci sono un canneto salvato con il canale di Gronda, e poi spesse volte quando piove forte, e come ci sono le caditoie che non vengono pulite, nella parte bassa ci allaghiamo anche l'acqua, ci entra nelle case. speriamo che l'appello del signor Stefano Mendola venga raccolto da chi di competenza, quindi giriamo questo nostro servizio agli organi competenti, assessoriale o chi di competenza. Io sono qua dal 54 e non faccio polemica con nessuno, però quando vedo certe cose mi sento male, questo è il discorso, perché siamo abbandonati proprio di tutte le cose. Continua il tour della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti in Sicilia nell'ambito dell'inchiesta sulla depurazione e il ciclo delle acque reflue, tappa anche ad Agrigento. Vediamo. La Commissione parlamentare d'inchiesta, cosiddetta Commissione Ecomafia, che indaga sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sugli illeciti ambientali a essi correlati, ha svolto ieri ad Agrigento il sopralluogo al depuratore del quartiere di Fontanelle, zona nord della città. L'obiettivo è svolgere sopralluoghi per approfondire le criticità relative alla depurazione delle acque reflue, tema su cui la Commissione sta conducendo un'inchiesta. Sul posto Luca Bizziarelli, vicepresidente della Commissione Ecomafia, Caterina Licatini, deputata del 5 Stelle, Pietro Lorefoce, senatore di 5 Stelle, accompagnati dai commissari di Girgenti Acque, dai carabinieri del nucleo centro anticrimine e natura, guidati dal tenente colonnello Vincenzo Castronuovo. I sopralluoghi saranno dedicati a siti interessati da procedure di infrazione europee per depurazione carente o mancante o a impianti industriali significativi, e prossimamente si occuperà anche degli altri, in particolare di quello che dovrà sorgere nei pressi del fiume Naro e alimenterà anche il comune di Favara. C'è molto da fare, ma in una situazione in cui l'80% dei comuni siciliani sono in infrazione, ci sono anche delle località che stanno tentando con fatica di mettersi a norma, investire. Ci veniva detto dal commissario che ad esempio pur gestendo una realtà che può far conto soltanto sugli introiti del pagamento del canone da parte degli utenti, si sta cercando anche qui di ragionare per migliorare la situazione. È fondamentale che i cittadini capiscano che è un servizio fondamentale che quando c'è ovviamente va migliorato, e che è anche credendo nelle istituzioni, nella presenza nostra e nel lavoro collettivo si può comunque superare la situazione, non rassegnarsi a qualcosa che è indegno per i cittadini siciliani che meritano sicuramente di più. Non solo in provincia di Agrigento ma in tutta la Sicilia. Difatti questa è la terza missione. La Commissione d'inchiesta Ecoreati ha dedicato una missione alla depurazione, al ciclo delle acque reflue in Sicilia. Non poteva mancare una visita ad Agrigento. Come sapete i depuratori sono appunto affidati a un commissario. Stiamo visitando questo, ma stiamo seguendo l'intera area, i 4 depuratori, quello che dovrà sorgere nei pressi del fiume Naro e che permetterà anche di dismettere l'attuale e collettare anche Favara, e quindi stiamo con un'attenzione particolare.
ci sarà una relazione conclusiva e anche una specifica per la situazione di Agrigento che seguiamo con particolare interesse. Il rispetto delle regole all'interno di una comunità è la condizione imprescindibile per una ordinata convivenza civile, lo afferma il consigliere comunale di Agrigento e designata assessore nella giunta Firetto Giorgia Iacolino, che aggiunge: la famiglia e la scuola insieme alle altre agenzie educative rappresentano i capisaldi di una corretta educazione per giovani e studenti. L'uso eccessivo di alcol e il consumo di sostanze stupefacenti, specialmente nei giovani, alimentano invece il dispregio delle istituzioni e comportamenti violenti. Da assessore della Giunta Firetto mi adopererò per promuovere le iniziative necessarie a garantire stili di vita appropriati, consolidando i rapporti con la scuola e l'azienda sanitaria provinciale per concorrere a rimuovere la condizione di disagio giovanile che troppe volte determina la violazione delle regole di una comunità, conclude Giorgia Iacolino. Il pubblico ministero ribadisce la richiesta di rinvio a giudizio per l'ex sindaco di Porto Empedocle, attuale primo cittadino di Agrigento e candidato alle prossime elezioni, Lillo Firetto. Vediamo. Il pubblico ministero Chiara Bisso non cambia idea e conclude la requisitoria ribadendo la richiesta di disporre un processo, il rinvio a giudizio di tutti gli imputati perché la vicenda si possa approfondire in un dibattimento. Sotto accusa l'ex sindaco di Porto Empedocle, attuale di Agrigento, Lillo Firetto, l'ex dirigente dei servizi finanziari e 5 revisori dei conti. L'udienza preliminare sulla presunta falsificazione dei bilanci del comune di Porto Empedocle proseguirà il 30 settembre e il 7 ottobre poi ci sarà la decisione del giudice Alessandra Vella, che dovrà decidere se disporre o meno un approfondimento dibattimentale. L'ipotesi del pubblico ministero Chiara Bisso è che sarebbero stati falsificati i bilanci dell'ente fra il 2011 e il 2014, quando a capo dell'amministrazione c'era Firetto, per far quadrare i conti ed evitare che scattassero le sanzioni di legge per gli enti che non rispettano il patto di stabilità. Nella lista degli imputati, oltre all'attuale sindaco del capoluogo, candidato anche alle prossime elezioni del 4 e 5 ottobre, ci sono l'ex responsabile dei servizi finanziari dell'ente Salvatore Alesci e 5 revisori dei conti che si sono alternati in quegli anni. Sono Francesco Maria Coppa, Rosetta Prato, Carmelo Presti, Enrico Fiannaca ed Ezio Veneziano. L'inchiesta scaturisce da alcuni accertamenti della Guardia di Finanza. Sono 4 le ipotesi di falso in atto pubblico che vengono contestate a Firetto e si riferiscono alle attestazioni fatte nei bilanci, che in sostanza sarebbero stati gonfiati, inserendo fra le entrate, secondo l'accusa in maniera illegittima, la somma pagata dall'Enel a titolo di misure compensative per fare in modo che venisse occultato un buco di circa 3 milioni di euro, evitando di incappare nella sanzione prevista dalla legge per i comuni che non rispettano il patto di stabilità. Migranti in Sicilia, il governatore della Sicilia, Nello Musumeci tuona da Roma, nessun fatto concreto. Vediamo. Arriva il nuovo patto per le migrazioni voluto dalla Commissione europea, una riforma di Dublino per non far gravare tutto il peso degli arrivi sui paesi di primo ingresso e innescare meccanismi di solidarietà, proposta che alcuni paesi dell'Unione come Austria, Ungheria e Repubblica Ceca hanno già rigettato parlando di fallimento nei ricollocamenti. Ma da Parigi arriva un appello per una maggiore solidarietà europea. Non possono condividerla solo Italia, Francia, Germania e Grecia. Per il migrante che entra legalmente nell'Unione Europea ci saranno 2 strade, un iter standard per la richiesta di asilo o una procedura di frontiera veloce, così la commissaria europea Ylva Johansson presentando il nuovo pacchetto di proposte su asilo e migrazione. La procedura di frontiera salvaguarda il diritto alla richiesta di asilo, ma in caso di risposta negativa accelera i tempi di rimpatrio perché la decisione dovrà essere accompagnata da quella sul rimpatrio. Il Paese avrà 12 settimane per attuare la procedura veloce. Se non rispetterà i tempi, il caso seguirà l'iter standard. Saranno sottoposte alla procedura di frontiera i migranti con nazionalità che hanno livelli bassi di concessione dell'asilo, come ad esempio marocchini o tunisini. Tutti gli stati dell'Unione Europea dovranno mostrare solidarietà verso i paesi sotto pressione, ha spiegato la commissaria europea. Potranno farlo con i ricollocamenti o con i rimpatri sponsorizzati. Sono queste le 2 componenti fondamentali del meccanismo di solidarietà obbligatorio.
Con i rimpatri sponsorizzati, gli stati dovranno rimpatriare entro 8 mesi una quota di migranti dal paese di primo ingresso. Se entro 8 mesi non saranno effettuati tutti i rimpatri, lo stato partner accoglierà sul suo territorio quanti restano da allontanare. Il meccanismo permette contributi anche con il rafforzamento delle capacità, come ad esempio la costruzione di centri accoglienza. Il meccanismo di solidarietà con i ricollocamenti e i rimpatri sponsorizzati scatterà in modo automatico per i migranti che vengono salvati in mare, ma anche il paese di sbarco ne dovrà accogliere una parte, ha detto ancora Ylva Johansson, sottolineando che non ci saranno più soluzioni ad hoc ad ogni sbarco, perché ci saranno indicazioni precise e prefissate sulla base della valutazione della Commissione europea. Abbiamo previsto anche delle norme speciali per regolare eventuali situazioni di crisi, ha detto, come quella che abbiamo vissuto nel 2015 quando arrivarono 2 milioni di migranti. Il meccanismo di solidarietà resta sostanzialmente come quello già descritto, con i ricollocamenti ed i rimpatri sponsorizzati, ma in caso di crisi le misure saranno più nette e più limitate nel tempo. L'obiettivo dichiarato di Bruxelles è ricostruire la fiducia fra gli Stati membri per gestire la migrazione in modo congiunto e secondo una linea comune, chiara e giusta, ma il nuovo patto ha fatto storcere già il naso a diversi leader europei. Ad intervenire non poteva non essere il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che ammette sui flussi migratori il governo si è assunto impegni che non ha mantenuto e l'Europa mostra di essere cinica e indifferente. Stiamo vivendo in una sorta di torre di Babele in cui la maggioranza è frammentata e sfilacciata e i siciliani continuano a pagare gli effetti di una politica improvvisata e superficiale da parte del governo. Con queste norme, ha aggiunto Musumeci, e questo metodo si produce paura e insicurezza, mentre da Bruxelles arrivano indicazioni in 4 minuti su un tema che richiede un grande approfondimento. Sulla chiusura degli hotspot sono fermo alle mie posizioni, ho il compito di tutelare la salute di chi si trova in Sicilia, ha continuato sempre il governatore. Come facciamo a dire ai siciliani di essere cauti contro il Covid mentre all'interno di contenitori statali i migranti vengono ammassati come se scendessero da carri bestiame? Lo Stato è fuori legge, abbiamo il dovere di usare un solo peso e una sola misura, il diritto alla salute vale allo stesso modo per tutti, gli hotspot in Sicilia sono da chiudere, ha aggiunto il governatore Nello Musumeci. Tratta ferroviaria Trapani-Palermo, via Milo, chiusa dal 2013, oggi la protesta. Vediamo. Si attende 12 mesi e questa è una delle grandi storture della burocrazia. Noi oggi siamo qua per manifestare una condizione di disagio della Sicilia occidentale. Non è più soltanto una questione del trapanese o della zona di Alcamo o del palermitano, è una condizione di subalternità a cui viene costretta la Sicilia. Siamo stanchi e vogliamo far sentire la nostra voce con grande garbo, con grande rispetto, ma con altrettanta determinazione. È servito a sensibilizzare almeno i nostri, i siciliani, la deputazione regionale e qualche deputato nazionale. Un parere che tiene bloccati 144 milioni di euro per le opere infrastrutturali più 72 milioni per l'elettrificazione, privi di questa importante linea ferroviaria. Opera infrastrutturale importantissima per tutto, e non solo per noi, per Calatafimo, per la provincia di Trapani, ma per tutta la Sicilia occidentale. Dopo un anno si comincia a perdere un poco la pazienza e siccome questa è una manifestazione pacifica vogliamo soltanto fare da stimolo, essere interlocutori del governo nazionale perché questo prenda un impegno ad evadere questo parere. Questa è un'opera strategica per la provincia di Trapani. Io non parlo dei 250 milioni di euro circa che vengono appostati con questi lavori, ma parlo dell'incremento del PIL della provincia di Trapani appena questi lavori saranno realizzati. Se entro il 31 di ottobre non avremmo ancora il parere reso, è soltanto un parere e basta. Se lavorano ci vogliono 6 ore per fare il verbale e 2 ore per scrivere il parere. Ecco, diciamo che se entro il 31 di ottobre il Ministero non emanerà il parere, ci rivediamo qua per dire che abbiamo perso un altro mese ancora. Perdere del tempo non può giustificare il rallentamento della crescita di un intero territorio e quest'opera è la crescita di questo territorio.
assieme ad altri. Con moderazione, con pazienza, in punta dei piedi rivendichiamo l'opportunità di questa giornata. Spero di non ritornare qua per lesinare ancora solo un foglio di carta che permette di fare crescere la provincia di Trapani. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Adesso una mostra particolare di cravatte dedicate alle vittime di mafia. C'è il servizio. Pregevole iniziativa al Moody's di Santo Stefano di Camastra per questa estemporanea d'arte di particolari cravatte che sono state messe in bella mostra da parte di alcuni artisti che fanno parte di alcune associazioni che hanno voluto donare questa mostra che dovrebbe diventare itinerante. Questa mostra ideata da Totò Calò e Mariella Ramondo vuole testimoniare l'impegno della società civile contro tutte le mafie attraverso l'opera di un centinaio di artisti che con loro linguaggio artistico espressa in questa occasione con parecchie decine di cravatte con dipinti i volti delle vittime di mafia vogliono documentare una delle piaghe più profonde e antiche del nostro paese. A curare l'organizzazione e l'allestimento della mostra è stata Cristina Trifirò. Intanto spero che sia itinerante questa mostra, che non si ferma qua, che continuano a crescere le cravatte con tanti altri personaggi. Siamo arrivati già quasi a 50 cravatte, quindi penso che aumenteranno strada facendo. Questa trasparenza, questa sedia così trasparente, questo personaggio messo qui è come se appunto fosse sempre presente insieme a noi. L'intento è quello di approfondire il tema della legalità, della sicurezza democratica ed economica, della prevenzione, del contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione, ma nello stesso tempo di aggregare e divertirsi insieme nel nome dell'arte. L'estemporanea non aveva come oggetto la memoria di qualcuno, ma era solamente per divertirci noi e stare qui tutti insieme. Ma l'importante era l'inaugurazione di questa mostra, che ringraziamo l'amministrazione civica di Santo Stefano, che è la prima mostra che facciamo delle cravatte ed è stata veramente accolta con entusiasmo e speriamo che ci siano altre possibilità per esporre queste cravatte, per farci ricordare anche chi ancora non è ricordato, e sono tante le persone che sono nel dimenticatoio. Più dolce di così non si può, due bellezze siciliane finiscono sui vasetti della Nutella, una serie di barattoli in edizione limitata. C'è il servizio. Alcuni dei luoghi più suggestivi della Sicilia saranno mostrati sui barattoli della Nutella in edizione limitata. Tra le attrazioni, che hanno la famosissima crema alle nocciole prodotta dalla Ferrero, ci sono la splendida Scala dei Turchi e l'isola di Stromboli. La scogliera bianca dell'Agrigentino e l'isola dell'arcipelago eoliano rappresenteranno la Sicilia in questa edizione speciale dei barattoli, che saranno in vendita a partire dal 13 ottobre prossimo. Le nuove confezioni da collezione si chiamano Ti amo Italia e conterranno un totale di 30 versioni che celebrano il bel paese attraverso tutte le sue regioni. Borghi, montagne, isole, città, acque cristalline e paesi colorati abbelliranno i vasetti di Nutella che faranno fare, così, un giro virtuale dell'Italia attraverso le 30 località selezionate. Inquadrando il QR code presente su ogni vasetto, ci si potrà immergere in una realtà virtuale e si potranno fruire i contenuti di una piattaforma digitale. Si potrà mettere alla prova la propria conoscenza del territorio, della storia e della cultura, perfino vedere delle videoricette legate alla tradizione culinaria del paese, rivisitate con l'utilizzo di Nutella. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Enit, l'Agenzia Nazionale del Turismo, un viaggio multisensoriale per coinvolgere ogni persona in uno storytelling suggestivo e inesauribile di esperienze visive e gastronomiche. Enit promuove l'immagine dell'Italia nel mondo, lo fa con ben 28 sedi in tutto il globo, afferma il presidente Giorgio Palmucci. Questo progetto contribuirà ad affermare l'italianità e le eccellenze del Made in Italy con un brand immediatamente riconoscibile. Nutella firma il suo amore per l'Italia su ogni vasetto e ci ricorda che per cogliere il buono della vita non serve cercare lontano, a volte basta soltanto guardarsi attorno, aggiunge Alessandro Deste, amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia. In questo difficile momento per un settore strategico della nostra economia come il turismo, Nutella si stringe di proposito accanto all'Enit
per valorizzare presso gli italiani la loro ricchezza nazionale più grande, la bellezza dell'Italia stessa. A Canicattì un incontro formativo per l'Ordine degli Avvocati. Vediamo. Avvocato Sodano, stasera qui a Canicattì questo corso sostanzialmente di aggiornamento, di formazione per gli avvocati agrigentini, si discute di un tema abbastanza particolare e molto sentito dalle nostre parti. Allora, quali sono le novità che emergono e cosa soprattutto si potrà dire ai colleghi e si potrà discutere con i colleghi? Allora, diciamo che il tema delle misure di prevenzione e delle interdittive antimafia è molto caldo. L'altro ieri esce la notizia che in Italia muoiono 5 aziende al giorno per interdittive prefettizie. Questo cosa vuol dire? O che abbiamo un territorio fortemente toccato dal fenomeno criminale, oppure che veramente il sistema ha bisogno di una svecchiata e anche di una sua importante adeguamento ai principi europei. Quindi dobbiamo oggettivamente fare passare oggi un messaggio in questo convegno. Dobbiamo lottare la criminalità organizzata, ma lo dobbiamo fare salvaguardando le imprese, salvaguardando l'occupazione, salvaguardando la ricchezza della nostra terra. La ricchezza e il benessere sono armi contro la mafia, contro la criminalità organizzata. La povertà invece è un'arma a suo favore. Noi dobbiamo fare passare questo messaggio. Ecco, Avvocato, allora secondo lei che cosa andrebbe modificato dall'attuale legislazione che regola questa materia? Ma in primo luogo io non le chiamerei più interdittive antimafia, le chiamerei interdittive tout court, perché la parola antimafia dà uno stigma a queste persone che magari poi se la vedono annullare in un secondo momento, che rimane per tutto il resto della loro vita aziendale. E poi una partecipazione al procedimento dell'interdittiva antimafia. Se la prefettura decide di dover dare un'interdittiva, che coinvolga l'azienda, gli dia la possibilità, prima di emetterla, di spiegare se ci sono veramente quei pericoli che la prefettura sospetta oppure no. Se ci sono si procederà con l'interdittiva, se non ci sono si salva un'azienda. Ecco, qui ci vogliono modifiche a livello parlamentare, sicuramente la classe politica dovrebbe essere interlocutrice con l'Ordine degli Avvocati. Assolutamente, il Presidente dell'Unione Camere Penale Cagliazza ha proposto un convegno per parlare di questo a livello nazionale e chiaramente penso che l'interlocuzione con i più grandi penalisti italiani sia fondamentale per capire quali sono le prossime modifiche legislative, anche raccogliendo quelle che sono le indicazioni europee, perché noi abbiamo avuto dalle Corti di Giustizia europee alcune condanne proprio in tema di misure di prevenzione, che poi si dovrebbero riflettere anche sulle interdittive antimafia. Avvocato, stasera questo momento è dedicato ad un aggiornamento dei colleghi della provincia di Agrigento e non solo, si parla di misure interdittive e antimafia e di misure per quanto riguarda patrimoniali, un tema molto caldo dalle nostre parti in Sicilia. Sì, infatti il tema del giorno è quello delle misure di prevenzione patrimoniale e Stato di diritto. Il mondo della prevenzione patrimoniale e dell'interdittiva ha assunto sempre maggiore centralità nel nostro ordinamento, è partito come sottosistema penale e adesso viene scelto come risposta sanzionatoria principale nei confronti di fenomeni criminali in queste aree geografiche. Tuttavia si è partiti da una logica normativa emergenziale e bisognerebbe riportare quella che è anche la disciplina delle misure di prevenzione delle interdittive alla logica del diritto. Questi sono gli argomenti su cui oggi ci confronteremo e sui quali cercheremo di fare sintesi. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentilezza attenzione.